Ciao a tutti, noi siamo i Jungle e siamo una band di Pieve di Soligo. Allora, noi partiamo da una base di rock classico, si può dire classico, Sì. classico. E ci cerchiamo di metterci comunque una parte nostra all'interno di quello che facciamo, no? Sì, qualcosa di moderno. Qualcosa di moderno, un sound un po' più moderno, Esatto. che magari richiama anche gruppi che si rifanno anche all'indie rock, non solo rock Esatto, qualcosa duro e puro. sia di leggero, un pelino. Ma anche qualcosa di altri generi come blues o Punk. più pop, punk. Esatto, anche punk, non lo so, si può dire qualche esempio? Arctic Sì, Monkeys? Sì, dai, Arctic Monkeys, sì, che è una ok, cosa- questo è un po' l'indirizzo. Suono vecchio, stile nuovo, Esatto, suona vecchio stile nuovo. che si a sente, che va un po' in Bellingham. radio, che è una cosa... Ok, sì, ok. così. E niente, cerchiamo di mettercela tutta per far passare il nostro messaggio. Che riarrangiamo anche canzoni, Esatto, generi. esatto. Perché- Riarrangiamo anche, oltre che a scrivere canzoni nostre, riarrangiamo, diciamo, le pietre miliari della musica di qualche anno fa Sì. e la facciamo un po' più nostra, ecco. Insomma, quello che traspare è che ci divertiamo insieme ed è una Esatto. cosa che vogliamo comunicare anche a chi sta di là, no? Esatto. Del palco, di quello che è Esatto. il nostro suonare insieme. E vogliamo portare questo anche nel live, se si potrà. Tolto le parole di Esatto. Before you go, life will not improve. L'esperienza con l'azienda Cosetta è stata una delle più divertenti forse che abbiamo fatto. Sì, assolutamente. Sì, ok. E praticamente l'azienda fabbrica giostre e ci ha chiesto di collaborare per un videoclip. In pratica noi abbiamo fatto da base musicale per il video, che aveva lo scopo di promuovere una giostra che usciva poi in Irlanda. In Irlanda, Irlanda. Sì, Ok. Irlanda proprio. E è stato molto divertente perché avevamo una regia molto preparata di professionisti. Per la prima volta Esatto. siamo andati, sì. Sul E- sicuro. E è stato divertente perché abbiamo dovuto immedesimarci nella canzone che diciamo non è una cosa che avevamo fatto fino a prima, e abbiamo dovuto anche, si può dire, un po' recitare forse, no? Sì. Un po' entrare nei personaggi e è stato molto divertente. Abbiamo avuto anche due ragazzi che ci hanno aiutato con la recitazione, due attori. Con una storia nella canzone per accompagnare. Esatto. meglio, E- insomma. Il senso della canzone poi era lo scopo. Cioè, l'idea era: prendiamo questi due attori per integrare e sviluppare anche visivamente il concetto della canzone che noi stavamo suonando. Esatto. E esatto. che è... Esatto, Che è stata una delle esperienze forse più belle e anche più formative, dico. Sì. Perché comunque ci ha aiutato anche a capire come funziona nel mondo più professionistico di quello che facciamo di solito, e niente, speriamo ci possa ricapitare più avanti Esatto. un'esperienza del genere, perché Assolutamente. Che sia è stata. stato molto divertente. Tell me what you want, what you really want. Tell me what you see, I can disagree. Noi cerchiamo di far passare il nostro messaggio, che è quello di musica vista come non solamente un suono che esce da uno strumento, da una cassa, ma un qualcosa di più, un qualcosa che arriva alle persone e che fa capire quanto possa essere importante banalmente una corda che trema o una pelle di una batteria che risuona, che non è solo quello, ma è un qualcos'altro che non si può dire, ecco, non si può dire. Noi viviamo il gruppo come fosse una famiglia. Quando siamo in difficoltà ci parliamo, quando stiamo bene ci parliamo, e quindi penso che quello che traspare sia proprio questo, almeno dal mio punto di vista, e spero sia quello che arrivi anche al pubblico. No matter what they think, keep walking by your feet. Noi siamo i Jungle e potete trovare la nostra musica su Instagram, JJ_ tra tutte le lettere Angle, Facebook, YouTube e SoundCloud, e vi aspettiamo in live.